Questo è un restauro fatto con finanziamento pubblico e precisamente di Arcus, che è una società che è del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero per le Finanze. Arcus è rappresentato qui dall'amministratore unico, ambasciatore Ludovico Ortona, che poi sarà chiamato a dare un suo saluto. Arcus che io ringrazio da parte dell'Accademia perché è stato determinante essendo il finanziatore. Ringrazio pure e ringrazio di Arcus tutte le persone che hanno collaborato con noi, che non nominerò una per una perché sono ringraziate specificamente nella prima pagina del libro che qui si pubblica, come pure ringrazio tutte le persone del Ministero per i beni culturali che hanno collaborato con noi e per fare la gara per l'assegnazione dell'incarico e per dare i permessi e per seguire i lavori. Li ringrazio tutti in blocco ora e comunque i nomi sono, vi ripeto, segnati qui nella prima pagina del volume, quindi non sto a fare l'elenco dei nomi che è sempre una cosa un po' noiosa. Ecco, vorrei dire una prima notazione su questo aperti per restauri. Che significa aperti per restauri? Significa due cose. Primo, che la chiesa non doveva essere chiusa durante il lavoro di restauro della cupola, cosa non facile perché provate a immaginare voi che significa mettere un ponteggio lì sulla cupola senza prendere terra in modo da diminuire la funzione di uso della Chiesa, e quindi questo è un primo scopo. Aperti per restauro vuol dire che la Chiesa è stata durante, ecco qui un'immagine che non so quanto si veda, in cui c'è una funzione religiosa con i lavori in corso. Il ponteggio era sospeso, un ponteggio acrobatico, sospeso sotto la cupola con 4 piloni che lo reggevano. Qui vedete una sezione del ponteggio e anche una pianta del ponteggio in cui si vedono i 4 piloni che lo tengono e lo tengono senza costituire ingombro per l'uso della chiesa. Aperti per restauri vuol dire questo, ma vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che il restauro deve essere visibile, il restauro deve essere un momento didattico e allora il ponteggio aveva una facile percorribilità e si poteva salire abbastanza facilmente in cima. Abbiamo avuto molti visitatori che hanno potuto vedere il lavoro mentre si svolgeva insieme ai restauratori, insieme agli architetti, e quindi hanno potuto usufruire di un momento di comunicazione. Allora il restauro come comunicazione, il restauro come didattica, e questo è utile perché? Perché potendo vedere quanta fatica e quanta sapienza c'è nell'operazione di restauro, le persone si convincono che i monumenti sono un elemento significativo della nostra storia e si aumenta il senso civico nei confronti del nostro patrimonio. Ecco, essendo stato responsabile di questo restauro, sono venuto qui giorni e giorni e giorni e giorni e mi sono poi reso conto che questa chiesa è sconosciuta. Come sconosciuta? No, è conosciutissima sui libri di storia dell'arte. Chiunque abbia studiato storia dell'architettura la conosce bene. Ma se io chiedo, se ho chiesto molte volte, ho dato molti appuntamenti alle persone di venire nella chiesa di San Luca, vedevo quello che a Roma si dicono gli occhi di coccio, cioè non si capiva. Ma perché? Allora mi chiedevano, ma qual è? E dicevo, la chiesa che sta sul bordo del Foro Romano, davanti all'arco di Settimio Severo. Ah sì, ma qual è delle due? Intendendo le due chiese, il nome di Maria e l'altra è la chiesa quelle che stanno davanti alla colonna traiana, perché si vedono, perché stanno davanti, questa sta dietro. Allora io mi sono chiesto perché questa chiesa è sconosciuta e inseguendo questa curiosità sono andato a cercare
un minimo della storia urbanistica della chiesa. Ecco, qui molto velocemente ve la mostro. Questa è un'incisione del 1577 di Stefano Duperac, in cui si vede la chiesetta di Santa Martina, prima ancora che diventasse chiesa di San Luca e Martina, sul bordo del foro, inserita in un lotto molto ampio che arrivava fino alle terme di Traiano. Qui si vede, chi sta dietro non lo potrà vedere, ma si vede già l'abside della chiesa, quella che sta davanti a voi, ancora già costruita ma ancora aperta, senza il resto della chiesa dietro. E qui siamo nel 1635. La chiesa qui si vede costruita con la facciata, la cupola e tutto, e siamo nel 1822, è un'incisione di Luigi Rossini. Si vede anche che ci sono cominciati degli scavi, sono gli scavi napoleonici del foro romano, ma la chiesa a quell'epoca stava lungo una via frequentata, un percorso che era il Campo Vaccino. Il Campo Vaccino era il percorso di chi andava dal Colosseo al Campidoglio, e non c'erano solo le vacche, ma c'erano anche le persone che passavano. Quindi costituiva con la sua facciata il margine, uno dei margini espressivi di quel percorso. Quando poi, e questa è la pianta della chiesa inserita ancora dentro al suo lotto con case affiancate eccetera, e questo è il prospetto della chiesa inserito nel lotto con le case affiancate. Poi è successo una trasformazione dovuta agli scavi, dovuta all'apertura della Via dell'Impero. Quando è stata aperta la Via dell'Impero, la via dei Fori Imperiali, il percorso principale era via dei Fori Imperiali. Il Campo Vaccino è diventato non più un percorso ma un'area archeologica, quindi un'altra cosa. Il traffico, le persone, tutto il flusso è andato su via dei Fori Imperiali, e la chiesa si è trovata invisibile, la facciata non si vedeva più, oltretutto sul fronte degli scavi è abbastanza occlusa dai muraglioni che la separano dal foro, quindi è diventata una specie di facciata retroversa, è finita in un retrocortile, in un backyard, è bellissimo, non c'è niente di più bello che uscire da qui e stare davanti all'Archio di Settimio Severo, alla colonna di fuoco, al Tempio di Saturno, eppure però qui non ci sa venire nessuno. E quindi le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato mano a mano il centro di Roma, i Fori Imperiali, gli scavi eccetera, hanno fatto sì che la chiesa diventasse invisibile. Questa è la facciata negli anni 60, già qua come la vediamo ora. Notate un dettaglio, prima del 32 c'erano 6 scalini che portavano al portone. Andiamo nella fine della 60, gli scalini sono 12, come sono 12 adesso, come vediamo qui, questa è un'immagine di oggi. Ecco, allora tutta l'operazione che ha determinato lo scavo dei fori, via dei Fori Imperiali, la risistemazione di tutta questa zona ha fatto sì che la chiesa salisse, cioè la chiesa oggi è di circa 1 metro più alta perché è stato scavato sotto, e quindi le proporzioni, devo dire, sono un po' variate rispetto a quelle di Pietro da Cortona. Dobbiamo immaginare che la parte, che questo zoccolo di circa 1 metro non c'era, era sottoterra. Bene, questo è il motivo per cui la chiesa non la conosce nessuno passa di qua. E oltretutto il colpo di grazia lo ha dato la chiusura di Via della Consolazione, che quelli che hanno un'età più vicina alla mia conoscono e hanno frequentato, ed è quella strada che dalla via di San Teodoro veniva verso la chiesa di San Luca, ed è stata chiusa nel 1980 a seguito del terremoto dell'Irpinia per provvedere al restauro e al consolidamento dei vari templi che stanno lungo quella strada, e quindi quella strada che consentiva di vedere ancora la facciata della chiesa, sia che veniva in macchina sia che veniva a piedi, è stata chiusa, e quindi ormai la nostra bella chiesa è diventata
purtroppo ha subito una specie di damnatio imaginis che dobbiamo, come Accademia di San Luca, cercare di superare portando qui le persone. Oggi vedo tanta gente, benvenuti qui, ecco, questo è già un punto che gioca a favore di una riscoperta di questa chiesa così bella e così oggi poco visibile. Ecco, qui si vede la fascia di travertino che corrisponde alla parte rialzata, la parte scavata, per cui la chiesa era un metro più sotto ed è stata tirata fuori dagli scavi. Passiamo alla cupola, su cui parleranno più propriamente di me Pierluigi Porzio, che è stato direttore dei lavori, e Roberto Bordin, che è stato il capo dei restauratori, e poi è inutile che la faccia vedere in diapositiva perché basta alzare la testa e si vede. La cupola era, quando abbiamo cominciato il restauro, grigia come sono grigi tutte le colonne, le lesene e le apparecchiature architettoniche della chiesa. Sotto questo grigio, che è un grigio messo nel 1719 da Buratti, l'ultimo che aveva messo le mani sulla cupola e l'aveva fatta grigia, grigia e azzurra, in ossequio a una moda del tempo, sotto al grigio c'era, e questo l'ha scoperto in gran parte la soprintendenza per i beni architettonici, che ci ha lavorato a lungo dal 2009, anzi dal 2001 in avanti. Ecco, sotto al grigio c'era questo colore del travertino di Pietro da Cortona, e quindi il colore del travertino, reso con un impasto di calce e polvere di travertino, quindi è uno stucco, è stato tirato fuori, ma con un procedimento di restauro molto semplice. Ora il restauratore Roberto, che ha fatto il restauro, mi dice che non è stato affatto semplice, e io lo so che non è stato semplice, ma io dico che è stato semplice in un senso concettuale. La semplicità qui sta nel fatto che il restauro è venuto fuori per rimozione, cioè togliendo semplicemente quello che stava sopra, è uscito fuori la materia di Pietro da Cortona, che ha fatto la cupola che doveva sembrare di travertino, e tutta la chiesa doveva sembrare di travertino, perché residui del colore del travertino che caratterizzava il resto della chiesa ci sono un po' dappertutto, lo spiegherà poi meglio di me Pierluigi Porzio. E perché questa fiction? Perché questo trucco? Perché fare il colore del travertino? Perché questo era il modo con cui erano apparecchiati la gran parte dei palazzi romani, i quali riprendevano la pietra romana e il travertino, ma spesso la riprendevano soltanto nelle parti basamentali più vicine a chi passa e più riconoscibili anche dal punto di vista tattile. Più in alto il travertino era soltanto simulato con uno stucco che ne replicava il colore. D'altra parte anche qui la base delle colonne e la base, cioè il basamento in basso e la base delle colonne sono in travertino, il resto è tutto in travertino simulato, è la classico coloritura romana che troviamo in 100.000 altri palazzi di Roma. Cito soltanto uno per tutti, Palazzo Massimo alle Colonne, splendido esempio, molto antecedente a questo, che ha le bugne tutte in un finto travertino. Io che ne ho fatto il restauro con l'Istituto Città del Restauro posso testimoniare che le bugne di Palazzo Massimo alle Colonne non sono di travertino, ma di finto travertino. Bene, concludo dicendo che aperti per restauri, bene, questo cantiere è ancora aperto, ed è aperto da due punti di vista. Uno, tutta la chiesa conserva sotto il grigio dato nel Settecento l'antico colore del travertino di Pietro da Cortona, quindi potendo avere i finanziamenti per proseguire i lavori si può tirar fuori questo colore ridando la luminosità e la bellezza cromatica originaria a tutta la chiesa, e per questo il cantiere è aperto e speriamo che possa continuare. Qual è un altro cantiere aperto? Beh, la chiesa si trova, come ho detto prima, a retroversa. Certo non possiamo spostarla, non voglio dire questo, però soprattutto con gli ultimi scavi fatti durante il Giubileo la chiesa è diventata
la vedete qua, vista da via dei Fori Imperiali, davanti alla chiesa c'è il Foro di Cesare, esce fuori decontestualizzata, priva di qualsiasi edificio intorno, certo non si possono ricostruire gli edifici intorno, ma sta completamente fuori dal contesto in cui era stata immaginata. Ora io dico una cosa, via dei Fori Imperiali, l'insieme dell'area archeologica centrale ha avuto nel tempo una serie di restauri diversi, alcuni in periodo addirittura napoleonico, molti in periodo mussoliniano, altri nella fase pre-giubilare del 1998-2000. Tutti restauri fatti sicuramente con le migliori intenzioni di questo mondo e la migliore cura filologica, eppure con visioni diverse. E al che nei Fori Imperiali non si capisce nulla. Io questo credo di poterlo dire, il 99% dei turisti e il 90% dei romani viene e vede un misteriosissimo campo di rovine. Perché? Perché sono scavi e restauri fatti in periodi diversi, con visioni diverse, e addirittura gli ultimi interventi pre-giubilari hanno lasciato in vista non solo il lascito romano imperiale e post-imperiale, ma anche le case cinquecentesche, e va bene, lo capisco, ma anche case fino al 1800. Si vedono, andando a girare per bene nei Fori Imperiali, un pavimento fatto con quegli esagoni neri, rossi e bianchi che sono i pavimenti ottocenteschi. Si vede a un certo punto una specie di cucina con le piastrelle. Ora certo, ogni lascito della storia è prezioso, ogni lascito della storia va rispettato, ma non in questo caso. Credo che andrebbe ripensato, e credo che andrebbe ripensato tutto l'impianto visibile dei Fori con un concorso internazionale, avendo il coraggio di selezionare, di togliere quello che non fa capire i Fori Imperiali, avendo il coraggio di fare delle anastilosi anche ardite, avendo il coraggio di tirar su linee e volumi o di evocare linee e volumi per far capire meglio. D'altra parte tutta la storia dell'archeologia è fatta così, il Partenone è stato ricostruito, l'Ereteo sempre ad Atene è stato ricostruito, cioè un minimo di ricostruzione deve, credo, secondo me, avere la meglio sulla filologia talebana del lasciare tutto com'è. In questo caso io credo che anche il restauro è ancora aperto, e anche la chiesa di San Luca, a partire da questa visione così un po' triste di oggi, potrebbe essere reinserita in un sistema di quote e di relazioni topografiche che siano un po' più rispettose della sua storia plurisecolare. Grazie. Prima di passare la parola all'architetto Pierluigi Porzio, che ha seguito la chiesa di Santa Luca e Martina da molti anni anche nel restauro dell'esterno, delle coperture, voglio ricordare che in fondo lui la dovrebbe considerare come una sua creatura, e è riuscito, credo, a restituirgli quella dimensione diciamo calda, intensa, e anche ritrovando un po' di intimismo in una situazione in cui proprio l'idea dello spiazzamento, una volta distrutta via Bonella, che era la strada che dalla sinistra della facciata arrivava a quella che è oggi via dei Fori Imperiali, l'oggetto architettonico è rimasto una specie di ready-made duchampiano, ecco, quindi con la dimensione algida del ready-made, intoccabile, inavvicinabile, anzi una sorta di poetica antigraziosa, quasi non si dovesse nemmeno potesse nemmeno essere accostato. Ecco, lui è riuscito a ridare a questo oggetto architettonico straordinario una sorta di stemperamento che dopo gli interventi di Marconi della fine degli anni 60 avevano, attraverso la ricostruzione di certe cortine murarie,
diciamo, sottolineato. Allora, meno male, per fortuna non siamo caduti nel pittorescismo ambientale di Schettini, per esempio con l'episodio del San Nicola di Bari, dove tutto questo mimetismo ambientale ha fatto in modo che tutto rimanesse quasi in assonanza rispetto alla straordinarietà del romanico pugliese, ecco, e non siamo neanche nell'idea dello spiazzamento del Campo dei Miracoli di Siena. Siamo di fronte a un oggetto architettonico che Porzio ha contribuito a restituire alla sua dimensione più calda. Grazie.